I'm not planning to sell the club. What I prefer to do is continue down the path that I've been. I've done a lot of work with this project, spent a lot of time in Trieste, and believe in what we've done. Così il presidente della Triestina Ben Rosenzweig nell'intervista web rilasciata al blog Fallo Tattico di Luca Vendrame dopo la riunione del consiglio di amministrazione della società Rossa Labardata, incontro a cui hanno partecipato anche l'amministratore delegato Sebastiano Stella e il direttore generale Alex Menta, in cui, come ribadito dal numero 1 americano, non si è ventilata l'ipotesi di vendita della società. Questo nonostante i chiari appelli di sindaco e presidente della regione anche alla nostra emittente. Detto fatto, io sono convinto che a questo punto a loro conviene vendere, questa è la realtà. Non porti alla morte la Triestina, che è un bene di questa città e dello sport di questa città, venda. Dunque Rosenzweig ha chiarito cosa sarebbe successo all'interno del fondo LBK che detiene in mano le sorti dell'Unione. We expected to have better results, and once things turned in the wrong direction, many of my partners, including some of the larger ones, refused to honor the commitments that they had made to me and to the club. So I was effectively left by myself to bring in new partners, which is very much not an easy thing to do, especially when you're sitting in a relegation position. Poi la sottolineatura sull'importante impegno, anche in prima persona, per ottemperare alla scadenza di giugno e all'iscrizione al campionato e nel contempo lo scoramento per l'impossibilità di fare lo stesso con l'ulteriore scadenza del 1° luglio che probabilmente porterà la Triestina da 7 ad addirittura 13 punti di penalizzazione. Solo l'ipotesi di sparizione dal panorama calcistico sembrerebbe muovere a più miti consigli il presidente a stelle e strisce. But the most important thing and why I registered the club is that the club continues in the category. I would break my heart to see the club end up in a similar position as a Brescia or a Spal and have to restart from the beginning. So if I ultimately can't bring sufficient capital to do it myself, then I would look to sell the club, but that's not something that's going to happen right now.